allora eccoci tornati in studio per il nostro consueto spazio dedicato al memento, questa nostra rubrica nel quale torniamo ad affrontare temi di cui ci siamo già occupati in passato e questa sera, Ermanno, parliamo di Venezia perché in questi giorni è al centro dell'attenzione perché c'è una visita speciale che è quella della Commissione UNESCO che è a Venezia per, tra virgolette, verificare, monitorare, cercare di capire se le misure che sono state messe in atto dall'amministrazione comunale sono sufficienti a salvaguardare il sito che è il sito UNESCO appunto di Venezia. Allora, stabiliamo che Venezia è al punto tale di non ritorno, quindi non parliamo se l'amministrazione comunale piuttosto che regionale ha fatto qualcosa. Venezia o viene presa in mano in una certa maniera e viene drasticamente gestita in maniera corretta, oppure Venezia è destinata allo sfascio. Che poi ci sia questa commissione dell'UNESCO che già si è pronunciata male la volta precedente, cioè ha detto tutto sommato Venezia sono stati fatti dei lavori, però non c'è questo che mi meraviglia, che non ho chiesto né la problematiche né un progetto, quindi è una sorta di parere filosofico, non c'è niente di tecnico. Adesso la Commissione è tornata a Venezia e a questo punto bisogna informarla effettivamente dello stato di degrado che è Venezia, ma non solo lo stato di degrado delle abitazioni piuttosto che, ma la struttura, la stessa impianto diciamo strutturale di Venezia è a rischio, quindi per la questione delle onde, per la questione dell'assestamento del territorio, per la questione del Mose, ci sono delle situazioni che non si possono procrastinare. Allora io spero che questa Commissione abbia fatto domande e abbia accettato i consigli di alcune associazioni che hanno a cuore Venezia e che su Venezia non speculano, perché su Venezia c'è una tale speculazione che, diciamo, diritti e doveri è una confusione totale e con noi abbiamo due esperti che ci diranno esattamente come stanno le cose. Certo, presento per voi che siete a casa gli ospiti che abbiamo con noi, che sono due veneziani. Ringrazio per essere qua in studio l'avvocato Giorgio Supiei, buonasera. Grazie di averci invitato. Grazie a lei per essere qua, avvocato Supiei, presidente dell'associazione Arzanà a Venezia, appunto, e fa parte di tante altre associazioni, in particolare questa si occupa delle imbarcazioni storiche veneziane. Saluto in collegamento Giovanni Andrea Martini, buonasera Martini. Buonasera, grazie a voi. Grazie per essere con noi, consigliere comunale, tutta la città insieme. Ecco, allora Ermanno, giustamente dicevi prima la Commissione si è già pronunciata in passato. In passato si è già pronunciata in senso positivo. Tutto sommato Venezia insomma, viene gestita abbastanza bene, quindi non occorre metterla diciamo, nel limbo dei condannati. Invece in realtà Venezia bisogna tirarsi sulle maniche perché sennò effettivamente la perderemo. C'è un cambiamento climatico, c'è tutta una serie di fattori che abbiamo già ripetuto 1000 volte che non vengono presentati a questa commissione che invece dovrebbe prendere a cuore Venezia, ma non. Io ho l'impressione che non abbia capito l'importanza della situazione in cui Venezia sta precipitando e di conseguenza io lascerei un commento a Giorgio Supiei. Il termine esatto è proprio quello precipitando, nel senso che l'aggravamento della situazione è in caduta libera. Quando alcuni mesi fa era venuta, è stata, secondo me con un'operazione di immagine più che di sostanza, è stata data in pasto, diciamo così, alle valutazioni della Commissione tecnica una serie di provvedimenti che dovevano servire, non sperimentati, ma che dovevano servire come immagine
pensati il giorno prima o la settimana prima che arrivasse la commissione, quale quello di mettere dei tornelli all'ingresso, quali mettere dei ticket per la venuta. E questa cosa ha fatto sì che in quell'occasione non passasse un giudizio negativo soltanto per il voto di un membro della commissione, fatalità quello cinese. Ha fatto la differenza un voto solo? Ha fatto la differenza, per un punto è Martin perse la K. Martin perse la K e Venezia, che aveva urgenza di essere monitorata in maniera seria, invece ha detto vabbè, stiamo a vedere come andrà a finire questa cosa. Tutti i veneziani sanno con certezza che quei provvedimenti sono stati un'operazione di immagine. L'unica cosa utile per quell'operazione di tornelli e per questa operazione di inserire il ticket è stata quella di far assumere un altro po' di dipendenti attraverso l'Umana per organizzare queste cose, ma senza che rimanesse l'Umana, la società del sindaco che dice non essere più sua perché averla messa in un blinded trust. Non è un'associazione, è una società. No, Umana è una società che si occupa di intermediazione nel rapporto di lavoro, quindi crea, trova gli operai, trova il personale alle ditte, alle aziende di cui ne hanno bisogno. Per esempio i conduttori dei motoscafi. Esatto. Oppure ha trovato il personale per gestire questa operazione di verifica, controlli, di sistemazione dei tornelli quando li ha messi, eccetera. Ecco, questa cosa non ha portato niente di utile alla città, perché i turisti sono arrivati lo stesso, anzi bastava pagare i 5 euro di ticket e molti non li hanno neanche pagati perché il controllo funzionava e non funzionava, eccetera. E ha dimostrato essere un provvedimento totalmente inefficiente, cioè non è così che si salva Venezia dall'overtourism, non è così che si salva Venezia dall'eccesso di traffico acqueo col moto ondoso conseguente, non è così che si rimette la popolazione residente che ci deve vivere. Questi provvedimenti sono fumo, fuffa, non hanno nessun significato. Adesso è tornata e anche adesso la preoccupazione di chi amministra la città di Venezia, con a capo il suo sindaco, è stata quella di non fare brutte figure su questa questione. Perché finire l'anno prima delle prossime elezioni sulla stampa internazionale come Venezia non salvaguardata significa una cartina pessima di presentazione di chi l'amministra. Ecco, perché avendo a disposizione normative speciali, possibilità di incidere, eccetera, eccetera, e anche di avere legislazioni normative interne particolari e non utilizzarle, questo fa fare non solo una pessima figura, ma anche ha una cassa, essendo l'UNESCO che controlla, una cassa di risonanza internazionale molto importante. Certo. Allora in questa occasione, e volevo dire un'ultima battuta per capire in che cosa ci stiamo muovendo in questi giorni. Hanno preannunciato la visita, sono venute e l'amministrazione comunale l'ha sostanzialmente blindata facendogli vedere ciò che voleva lei. Ha presentato un dossier riservato che nessuno della città, delle associazioni, delle controparti politiche ha potuto vedere. Li hanno presi e portati a vedere il cantiere del Mose senza dirgli che il Mose lo alzano quando vogliono, perché in realtà molte volte, siccome costa molto, l'acqua alta a Venezia c'è comunque per 2/3 della città senza che venga alzato. Li hanno portato a vedere questa control room, che è questa operazione, questa stanza di controllo dei flussi turistici che potrebbe servire alla programmazione, ma che oggi come oggi non funziona perché è stata costituita, organizzata, ma poi se tu non gli dai i contenuti perché possa operare evitando gli accessi e quindi le prenotazioni, poi non serve a niente. Per quello dico fuffa. Allora hanno fatto vedere queste cose. Per fortuna speriamo che l'ultimo giorno abbiano sentito qualche rappresentante delle associazioni cittadine che, guardate bene, non sono state aperte e organizzate, ma sono state soltanto in poche chiamate su invito, quindi non su presentazione, su invito del comune, il comune che controlla e limita gli interventi a 5 minuti, pochissime rispetto a quelle che avrebbero dovuto rappresentare la città, senza nessun rappresentante di un'opposizione
politica all'amministrazione, la quale avrebbe potuto per verso dire e rappresentare iniziative politiche di contenuto opposto rispetto a quelle che portano in essere gli amministratori attuali. Certo, certo. Allora, Giovanni Andrea Martini, vorremmo sentire da lei un'opinione su questa situazione che sicuramente mette a rischio Venezia, e bisogna che i veneziani si tirino sulle maniche e cominciano a gestire loro direttamente Venezia, perché sicuramente questo sindaco non è in grado di farlo, e se lo fa pro domo sua. Prego. Sì, sono assolutamente d'accordo con lei e la ringrazio anche del termine che ha usato, drastico, cioè occorre un intervento veramente drastico per risollevare, risistemare in qualche modo questa povera città. Giorgio citava prima alcuni interventi che l'amministrazione ha scelto per far vedere che fa qualcosa per questa città, e il ticket d'accesso è stato quello che ha permesso a questa città di non finire nella blacklist. Ecco, il ticket d'accesso è una misura assolutamente inutile, se non dannosa, anzi sicuramente dannosa, crea una città museo che non dovrebbe esistere, nel senso che Venezia non può essere una città a pagamento, ma a parte questo si è dimostrato proprio fallimentare, nel senso che dà un accesso agli atti perché, come si diceva anche prima, praticamente qui la trasparenza non esiste, i dati che dovrebbero essere di tutti non ci sono, e quindi i dati che la Control Room ha di quanti turisti entrano in giorno abbiamo dovuto andare a chiedere con accesso agli atti. Con accesso agli atti abbiamo ottenuto questi dati, e i numeri dei turisti sono che mediamente entrano 7.000 turisti in più al giorno in questa città da quando è entrato in vigore il ticket. Quindi significa che il ticket non è servito assolutamente a niente. Oggi l'amministrazione, alla vigilia dell'arrivo di UNESCO, cosa fa? Dice riprendiamo il ticket, ma anzi anche lo raddoppiamo. Questo significa creare ancora più difficoltà per i veneziani, ma anche per i turisti naturalmente, ma soprattutto per il fatto che danneggia anche l'economia della città, oltre a non frenare il turismo. La danneggia perché, diciamo, chi entra pagando 10 euro invece che 5 o come dovrebbe essere senza pagare niente, comincia a fare anche qualche conto in tasca, e quindi entra in città, spende 10 euro a testa, magari una famiglia spende 40 euro, e forse, anzi sicuramente, non andrà ad acquistare quelli che sono le realtà, cioè i prodotti delle realtà del territorio. Quindi insomma si sprecheranno i magnetti, si sprecheranno il fast food, il cibo ai fast food, e quindi insomma l'economia della città avrà un ulteriore danno. A questo si aggiunge un altro provvedimento fallimentare, che è quello della regolamentazione delle affittanze brevi. Le affittanze turistiche in città stanno o hanno già ormai superato la soglia di mantenimento di quella che può essere definita una città. Siamo arrivati pressoché al 40% di appartamenti che vengono utilizzati per residenza turistica. Significa che sostanzialmente la città ha dei vuoti pazzeschi, delle zone disabitate, una desertificazione sociale pesantissima, e questo è stato, cioè si finge di avvicinare il problema con un regolamento che non regolamenta nulla e che permette che la situazione continui così come adesso. E quindi questi due provvedimenti che vengono annunciati come provvedimenti che dovrebbero cambiare la storia di questa città, ecco, sono dei provvedimenti farsa che il governo di questa città vende come soluzioni. Sì, allora farei una domanda a Supiei. Io le dico due nomi, Martin Faliero e Foscari, due dogi, no? Perché c'era una legge molto ferrea a Venezia, che ormai si è dimenticata. Martin Faliero è stato decapitato perché voleva appropriarsi di Venezia come facevano i nobili di quell'epoca. Foscari gli fu ammazzato il figlio per non ammazzare il doge, fu ammazzato il figlio perché faceva lo stesso traffico pro domo sua
e sarebbe ora di ripristinare questa legge. Prego. Venezia era severissima nei confronti delle persone che invece che pensare al bene pubblico dello Stato, inteso come Stato veneto, come Stato veneziano, nel bene di tutti, non solo della classe aristocratica che lo governava, ma nell'interesse di tutti, perché con un'aristocrazia così diffusa e che stava bene, dobbiamo parametrare i periodi storici questi criteri di valutazione, ma era una città che stava bene in tutte le classi sociali, perché era ricca, era ben amministrata, e l'attenzione era talmente importante a evitare l'interesse privato in atti d'ufficio, chiamiamolo così, nella gestione della cosa pubblica, che le magistrature erano tutte a rotazione velocissima. Per cui andavi dai 2 mesi fino al massimo, e l'unica vitalizia era il Doge, il quale però veniva sempre scelto anziano. Ma il Doge era un garante, non faceva lui la legge, la politica, lui era solo il garante della politica. Maggior Consiglio, Senato e le altre magistrature che si occupavano di politica attiva. Ecco, questo è il motivo per cui Venezia è durata 1600 anni. Venezia purtroppo ha una classe politica che per una serie di ragioni non amministra nell'interesse dei cittadini, anzi i cittadini vengono visti nell'ottica della speculazione, capito, col turismo eccetera, come un problema, perché se tu più la svuoti di cittadini e più la riempi di turisti, più guadagni e meno problemi hai. Quindi è proprio concettuale, è dichiarata, ormai è scoperta l'azione. Vi dico alcune cose che sono talmente paradossali di come vengano presentati dei provvedimenti come risolutori, invece in realtà sono negativi. Appena cambiato assessore, perché l'assessore Boraso è andato in galera, l'assessore Giuin è stato arrestato per le note vicende di corruzione, hanno ripreso per mano il bando delle assegnazioni dei posti barca, visto che ci occupiamo di barche. Sì. I posti barca vengono assegnati, diciamo, a favore dei veneziani con barche da 4 a 6 metri. Bene, nessuna barca veneziana tradizionale è sotto i 6 metri, perché la più piccola, il Sandoletto, è almeno 6 metri e mezzo, 7. Quelle che sono di quelle misure sono i barchini di plastica con i motori forti, eccetera, che andrebbero combattuti. Per dirvene una gondola che trasporta 5 persone è 11 metri, perché la barca a remi è stretta e filante, quelle che non fanno moto ondoso. Oppure un'altra cosa, sarebbe talmente facile ridurre il moto ondoso se tu stai attento alla velocità e la limiti all'interno, o meglio, fai rispettare i limiti, ed è stata imbarazzante la dichiarazione, a cominciare dalla Capitaneria di Porto, quelli sono militari di marina, cioè quelli dovrebbero essere in grado di far rispettare le normative, che si dichiarano disarmati e non intervenire perché a Venezia non si può e non funziona. Sono imbarazzanti queste dichiarazioni. Basterebbe una volontà vera, perché la soluzione dei problemi ormai stradiscussi negli ultimi decenni si saprebbe, basterebbe limitare la velocità, mettere i controlli nei punti critici e con un provvedimento mirato di lunga gittata modificare le carene. Non è possibile che noi vediamo andare a 50 nodi a vento, col vento, le barche della Coppa America, quindi le tecnologie anche avanzate di studio di progettazione nella nautica consentono di avere diversità, e noi abbiamo ancora le carene Hunt, quelle dei mezzi da sbarco americani della seconda guerra mondiale, che sono progettate nei taxi veneziani, che fanno onde anche quando vanno piano, cioè erano state progettate delle carene, le cosiddette mangiaonde, che anche a velocità superiori non le facevano, sono state archiviate, nessuno è attento a queste cose. E per dirne un'altra, e faccio un'ultima battuta sulla cosa che è gravissima e importante, è quella della residenza, quella di aver pensato di mettere delle regole, di cui 2 sono le regole. Se tu lochi ai turisti, fai locazioni, affittanza turistica, le cosiddette locazioni brevi ai turisti, lo puoi fare solo per 4 mesi l'anno, 120 giorni, quindi sembra, mamma mia, allora hanno limitato, tutto il resto
Però invece per uscire da questa limitazione dei 120 giorni l'anno basta che tu accolga e gli dia un vademecum delle regole di comportamento. È chiaro che è una presa in giro, perché cosa ci vuole? Un foglietto in cui gli dici non devi sputare per terra, devi raccogliere le scoasse con raccolta differenziata, non devi fare rumori e schiamazzi notturni. 4-5 ipotesi che non sono la soluzione. La soluzione vera è quella di dare dei benefici fiscali e un'attenzione a chi loca a residenti. Quelli devono avere, siccome a Venezia puoi fare anche una fiscalità dedicata con i meccanismi della legge speciale e da ultimo quello della modifica del 119 della Costituzione, che Venezia è un'isola, quindi può intervenire. Ecco. Quelli sono i modi con cui un'amministrazione intelligente aiuta la residenza. No, quelle delle leve fiscali, queste cose sono e saranno quelle che hanno presentato prendendo in giro intanto tutti i veneziani che di queste cose se ne occupano e hanno ragionato sulle soluzioni dei problemi, ma anche i membri della Commissione UNESCO a cui gli presentano dei provvedimenti farlocchi che non hanno nessuna efficacia sol per dire abbiamo fatto queste cose. Quindi diciamo che è un comportamento anti-Venezia, Martini. Questo comportamento danneggia la città di Venezia non è ricostruibile. Quando una casa viene abbandonata a se stessa e non viene curata come che succederebbe se ci fosse un abitante, qualcuno che allora la governa quotidianamente e la sistema, va in totale degrado e questo è uno dei problemi più importanti, poi lei ne conosce molti altri, prego. Sì, assolutamente. Quello della casa è il problema più grosso ed è un problema sia per quel che riguarda la casa pubblica sia per quel che riguarda la casa privata. La casa privata, appunto, si diceva a proposito delle attività turistiche che occupano buona parte ormai della città. Le case pubbliche che non vengono assegnate, le case pubbliche appunto che non vengono assegnate e che vanno via via degradandosi, hanno dei costi poi di recupero pesantissimi. E quindi il comune comincia a dire appunto che costa troppo restaurarlo. Quindi il problema della casa è un problema enorme. Poi questa amministrazione ne ha combinate di tutti i colori, voglio dire, cioè insomma le scelte peggiori, sempre giustificate secondo il tema della sostenibilità, che è diventata una parola che serve per scardinare quelli che sono dei passaggi che prima erano impossibili. Basti pensare a tutti i collegamenti che vanno a danneggiare proprio la stessa vita della laguna, e cioè il collegamento per esempio ipotizzato nel PUMS tra i Pili e San Basilio alle Zattere, tra San Giuliano e San Giobbe, il collegamento che parte da Montiron, che è una zona della nostra laguna ancora intatta, insomma, quindi per portare ulteriori masse turistiche da ulteriori canali è semplicemente è la politica di chi ha un unico interesse, che è quello di spremere del tutto questa città e di svuotarla da quella che è la vita vera, e quindi ormai in città vivere è complesso, prendere un mezzo di trasporto è complesso e diciamo che la speranza che ci rimane adesso è che i veneziani ormai hanno cominciato a saper protestare, insomma, ma la protesta che adesso manca è quella proprio dei turisti, cioè, insomma, abbiamo dei turisti che ormai cominciano a dire io qua non ci torno più, ma cos'è questa città, ma è possibile che si possa vivere in questo modo, quindi diciamo che la situazione è veramente pesante. Se pensiamo al raddoppio col master plan del raddoppio dei turisti, anche che arrivano appunto con il progetto Save, questo ci fa pensare ulteriormente che non ci sia una volontà di soluzione in questa città. Insomma. Certo, ma se mettiamo che la Commissione non capisca la situazione drammatica di Venezia, cosa avete intenzione di fare eventualmente per mettere attenzione a questo dramma che Venezia sta scomparendo? Chiaramente noi ne abbiamo la vita lunga sufficiente per vedere alla fine, ma sicuramente non c'è una strada che non può essere
invertita se non prendendo dei provvedimenti molto importanti e definitivi in maniera tale da salvare Venezia e renderla vivibile, perché Venezia è nata per i veneziani e i veneziani hanno costruito Venezia e Venezia sta perché c'erano i veneziani e ci sono ancora i veneziani. Il turismo è una invasione barbarica. Prego Martini. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con lei, più che altro sono d'accordo sul fatto che i veneziani ancora ci sono, anche se non c'è dubbio che una buona colpa di quanto è successo e succede è dei veneziani, nel senso che occorre che proprio siano i veneziani a riprendere la loro città e a riprenderla loro per, diciamo, i loro figli e anche per chi vorrà venire ad abitare in città, perché il tema della popolazione, il tema del ripopolamento è fondamentale. Una città che non ha abitanti non è una città, si parlava di sito museale, ma stiamo diventando un sito archeologico, quindi lo sforzo è quello naturalmente di cambiare la classe dirigente, su questo non c'è nessun dubbio, e modificare attraverso provvedimenti molto pesanti. Lei ha usato giustamente il termine drastico prima, quella che è la possibilità che si ha di invertire la tendenza dello spopolamento, e questo lo si ottiene appunto aprendo le case e risistemando le case pubbliche, regolarizzando le affittanze turistiche, e in questo modo sicuramente cioè i numeri aumentano delle presenze in città, e se ci sono più veneziani, o meglio più residenti, anche un turismo meno impattante ci sarà, e questo permetterà alla città di tornare a vivere. Non parliamo della situazione di Mestre, perché logicamente anche il turismo pesa tantissimo, tanto è vero che anche a Mestre non trovi più una casa in affitto, anche a Mestre le locazioni stanno invadendo la città, e quindi anche là c'è lo spopolamento, e quindi anche là va invertita la tendenza, anche là occorre regolamentare gli affitti turistici, anche là occorre dare le case pubbliche, ci sono tantissime case ATER chiuse, e quindi insomma è un problema che riguarda non solo, diciamo, la Venezia città storica, ma anche tutto il comune di Venezia. Quindi Venezia ai veneziani, e poi anche il turismo, perché a questo può essere utile, e non neghiamo la necessità di avere dei turisti, però il turismo va gestito. Ma va gestito vuol dire che quando vengono i turisti gli si offre già un percorso, e non che sia sempre lo stesso, da Piazzale Roma fino a San Marco e tornare indietro. Venezia è ricca di monumenti, è ricca di chiese, quindi l'offerta deve essere organizzata. Organizziamo Venezia per un turismo più consapevole, perché quelli che vengono a Venezia vengono a guardare Venezia, ma della storia di Venezia non sanno nulla, come non sanno nulla gli stessi veneziani, perché la storia di Venezia è stata cancellata dai libri, e invece bisogna che i veneziani imparino che cos'è Venezia, perché dalla storia il popolo senza memoria è destinato all'estinzione, diceva la Bibbia. Sì. Questo è il punto. Prego. Io volevo aggiungere su questo ragionamento, che è perfetto, alcune considerazioni. C'è stata una discussione importante in passato, che è durata col passaggio attraverso 5 referendum, eccetera, di cercare di dare a Venezia una sua amministrazione più attenta ai bisogni della città, con la separazione amministrativa, che non ha funzionato, perché c'era sempre la preoccupazione, per altro verso, che ha frenato la separazione amministrativa fra Mestre e Venezia, dove, bisogna saperlo, gli abitanti di Venezia sono circa un quarto di quelli di Mestre, quindi nelle competizioni elettorali poi gli eletti sono sempre in preminenza, e quindi è difficile parlare di Venezia quando tu invece sei impegnato in un'estrazione. Questa è stata, secondo me, molto fraintesa, dicendo: se tu impoverisci la misura della città, cioè la fai diventare una città da meno di 50.000 abitanti, perde la sua importanza, la cosa, eccetera, e quindi hanno cercato alcune componenti politiche di tenerla unita. Io ho sempre invece sostenuto che andava divisa e che doveva esserci. E siccome questo sindaco, proprio per garantire la sua speculazione sulla città e queste cose, pur essendosi impegnato quando è stato eletto a fare il referendum, è riuscito a ottenere di avere un referendum di separazione amministrativa messo in una giornata. Prima ha fatto tutte le cause possibili e le ha perse per cercare di evitarlo. Dopodiché
è riuscito a ottenere di metterlo in una tornata elettorale dove c'era solo il referendum e per la prima volta in un referendum consultivo mettere il quorum del 50%, quando vediamo che ormai gli elettori sono talmente stufi e talmente disamorati sulla cosa pubblica che anche alle elezioni importanti come erano al 43% a Genova, certo. Ecco, non si riesce più a raggiungere, quindi è significato ammazzarlo, anche se i veneziani hanno votato in questa occasione per l'83% a favore a Venezia, centro storico, Venezia insulare. Certo. E c'è pendente attualmente però un ricorso alla Commissione Europea dei diritti dell'uomo per dire hai sacrificato con questi meccanismi furbeschi, hai sacrificato l'anelito di autodeterminazione di una popolazione residente nel centro storico. Certo. Questa è una questione. L'altra cosa che volevo dire è che Venezia è destinata a soccombere se non conserva la sua storia, ma la sua storia è conservata dagli abitanti che la vivono e la conoscono. È imbarazzante che l'offerta culturale di Venezia non abbia un assessore dedicato alla cultura e questo sindaco si sia tenuto la delega alla cultura senza esercitarla, e quando apre bocca su questioni di Venezia ogni volta è una castroneria perché certo. Non è preparato sulla materia, diciamo ecco, che è addirittura imbarazzante ecco, ed è allora, ignorante. Lei diceva che Venezia è una città grande, una volta era una delle città più grandi d'Europa nel Cinquecento, certo. Cioè 250.000 abitanti, erano solo 3 le città che superavano il limite dei 200.000 abitanti nel mondo rinascimentale. Quindi è una città importante, andrebbe vista tutta, è piena, ma se l'offerta, e quindi andrebbe diversificata, non tutti intruppati in 2 giorni con una cosa e con un'organizzazione da sfruttamento del turismo di massa senza dare un'offerta culturale seria. Per questo ci vogliono energie e menti dedicate a organizzare questa cosa. Certo. Sono 10 anni che con questa amministrazione è sparita completamente la gestione delle attività culturali che invece avrebbero dovuto essere organizzate, pensate e rimesse a disposizione. E dico ancora un'ultima cosa, il turista che viene così vive male anche lui, perché se viene sfruttato e gli viene mostrato qualche cosa che non è la sostanza vera di questa cultura millenaria che ti darebbe tantissimo anche in termini di conoscenza, di comprensione di come può vivere una città fra Oriente e Occidente nello scambio culturale. E ce ne sarebbe bisogno adesso perché i problemi di differenza culturale fra Oriente e Occidente certo. creano le guerre oggi come certo. oggi certo. in questo secolo, in questo millennio, in questo decennio. Certo. Quindi Va bene. Questo è grave. Certo, allora la situazione, chiaramente una trasmissione non basta, torneremo su Venezia, torneremo soprattutto quando avremo l'esito di questa commissione e chiedo a voi la collaborazione perché possiamo mettervi a disposizione uno spazio settimanale dove Venezia parla ai veneziani, ma parla anche a tutto il Veneto e parla anche in tutto il mondo perché abbiamo un sito che può essere visitato in tutto il mondo. Venezia. La cosa bella è che il Veneto è affezionato alla sua Venezia perché la considerano la loro capitale, quindi un po' di energia, pur essendo ridotti a 35.000, 50 sulla carta, sotto i 50 sulla carta. Il Veneto, per fortuna, i veneti vogliono bene e ne vanno fieri e questo espande a un patrimonio umano di 4 milioni e mezzo di persone. Le rivoluzioni non si fanno con le parole, si fanno coi fatti. Di conseguenza dobbiamo affrontare quotidianamente le problematiche di Venezia perché sennò Venezia rischiamo veramente di perderla, e lo dico per le popolazioni future perché non conoscono la storia, non si affezionano, vengono a Venezia per vedere la città sul mare, sull'acqua, ma Venezia non è solo una città che è nata in mezzo alla laguna, Venezia è un gioiello dentro, se entri nelle abitazioni sono dei gioielli, ci sono affreschi, ci sono un sacco di cose, ma anche solo pensare alla struttura di una casa veneziana. Allora nessuno, compresi gli architetti, dicono che le case veneziane invece sono delle piramidi.
fatte in maniera capolavori di ingegneria sono. è di altissima ingegneria. E solo parlare di questo sarebbe già una cosa, ma c'è un altro fattore, che adesso anche l'Università di Venezia viene penalizzata, perché gli studenti non trovano più case, non sanno dove andare a abitare, comunque stiamo anche decapitando la cultura. Allora torneremo sicuramente sull'argomento, sarete nostri ospiti e vi prego cortesemente di aiutarci a riprendere Venezia con una trasmissione continuativa. Grazie del vostro intervento. Grazie all'avvocato Giorgio Suppiei che è stato con noi in studio, e grazie a Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale, tutta la città insieme in collegamento. Grazie per averci aiutato un po' così, anche se pur brevemente, a sviluppare quelli e a informare su quelli che sono i problemi appunto di una città di cui parliamo ormai da tanto e da troppo tempo. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, e incrociamo le dita sperando che i membri di questa commissione tecnica dell'UNESCO ripartano da Venezia avendo capito qualcosa. Certo, grazie. Speriamo. Grazie ancora per voi telespettatori. Invece un attimo di pubblicità e poi ritorniamo e parleremo nell'ultima parte di questa puntata di un uomo di cui ci sarebbe bisogno ancora oggi, cioè parleremo di Enrico Mattei. A tra poco.